Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Escalation criminale a Palermo, il GIP convalida altri 4 fermi, farebbero parte della banda del Kalashnikov. Domani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Catania, si chiude il cerchio sulla sparatoria di giovedì scorso in piazza Montana, nella zona di Trappeto Nord. La polizia avrebbe già individuato i responsabili, tra i fermati anche il ragazzino ferito. Un 17enne dell'Istituto Professionale di Furcisiculo nel Messinese, vittima di bullismo, è costretto a subire pesanti vessazioni. Pena esemplare per i 3 studenti che vengono bocciati, sta indagando la procura. Per i responsabili però potrebbero configurarsi reati gravi. Miasmi continui dal petrolchimico di Priolo, i residenti dei comuni della zona sono esausti, il sindaco chiede di fermare l'impianto. A Borgetto, nel palermitano, muore un forestale impegnato a spegnere un incendio, rogo di vaste dimensioni nell'area di Montagna Grande, nel territorio del Trapanese, distrutti ettari di vegetazione. Dopo Licata anche Canicattì scende in piazza per chiedere acqua nelle case. Sotto accusa il regolamento ATI che riguarda le utenze delle zone periferiche non servite dalla rete idrica. Il Mare Festival di Salina ricorda Massimo Troisi. Tra i premiati le donne del cinema Aurora Quattrocchi e Chiara Francini. Calcio a Catania, Fortunato Varrà lavora da nuovo DS in attesa di formalizzare il suo contratto con la società rossazzurra. Caserta e De Giorgio in cima alla lista per ricoprire il ruolo di nuovo allenatore. Buongiorno, ancora benvenuti al nostro telegiornale TG Sicilia. A Palermo il giudice convalida altri 4 fermi nell'ambito dell'escalation criminale che da mesi colpisce la città. Domani in prefettura il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza alla presenza del Ministro Matteo Piantedosi, il servizio di Marco Carli. Convalida di altri 4 fermi dopo l'escalation criminale nella zona nord di Palermo. È arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari, disposta la misura cautelare in carcere dei 2 giovani che il 29 aprile hanno sparato con un Kalashnikov contro un'abitazione di via Don Minzoni. Si tratta di Danilo Dignoti e Dionisio Mineo. Stessa decisione per Massimo Gioè e Riccardo Civiletti, entrambi facevano parte del commando che il giorno dopo ha cercato di uccidere in via Montalbo a colpi di pistola Danilo Dignoti. Sono accusati a vario titolo di tentata estorsione e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Nell'ambito degli stessi accertamenti sono stati fermati altri 4 ragazzi accusati di tentata estorsione. Sabato il giudice aveva convalidato i provvedimenti e disposto il carcere anche per loro. La Spilare di Violenza ha visto un altro episodio giovedì con il danneggiamento di una decina di auto parcheggiate nel deposito di Sicily by Car, la società di autonoleggio per cui si tratta della terza intimidazione subita dall'imprenditore Tommaso Dragotto, a cui è stata assegnata la scorta. Lunedì a Palermo, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la presenza del Ministro dell'Interno Piantedosi. I commercianti, esasperati dall'escalation di incendi dolosi e racket, hanno chiesto da tempo a gran voce un intervento massiccio dello Stato. A Catania adesso sembra chiudersi il cerchio attorno agli autori, protagonisti dello scontro a fuoco avvenuto giovedì scorso in piazza Montana nella zona di Trappeto Nord. Intanto a San Giovanni Calermo la polizia sequestra un maxi carico di marijuana. Tonino De Mana. Il cerchio si stringe sulla sparatoria di Trappeto Nord con la squadra mobile di Catania che sembra avere individuato alcuni dei protagonisti del conflitto a fuoco avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Il grave episodio sfociato nel sangue potrebbe essere legato a tensioni riconducibili al mondo dello spaccio. Ad aprire il fuoco sarebbero stati alcuni giovani a bordo di uno scooter che a sua volta avrebbero subito l'immediata reazione di uno dei ragazzini. Una trentina i bossoli rinvenuti a ridosso di piazza Beppe Montana unitamente ad una pistola, forse caduta per terra durante il fuggi generale. Uno di questi sarebbe il figlio di un noto pregiudicato ritenuto figura di spicco nel mondo dello spaccio nella zona di Trappeto Nord. A San Giovanni Calermo invece il fiuto del cane poliziotto Ares ha permesso di scoprire e quindi di sequestrare un maxi carico di marijuana oltre 11 kg in un nascondiglio tra sterpaglie e rifiuti di ogni genere. È in questo terreno, poco distante da via Capopassero, che Ares ha individuato il carico, indirizzando gli agenti della squadra cinofili
delle volanti verso le buste che vedete. Con ogni probabilità la sostanza stupefacente era destinata a rifornire le piazze di spaccio del quartiere e il conseguente sequestro ha consentito di sottrarre alla criminalità locale una fonte certa di illecito guadagno. A Siracusa un uomo è stato gambizzato con colpi di arma da fuoco, l'agguato è avvenuto alle 3 di notte in una zona definita piazza di spaccio. Sull'episodio sta indagando la polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Adesso parliamo di una storia di bullismo che arriva da Furcisiculo nel Messinese. 3 studenti vessano e umiliano un compagno durante la gita scolastica, gli abusi vengono ripresi, i video finiscono in rete, la procura apre un'inchiesta e intanto la scuola boccia i 3 responsabili, ma potrebbero non essere i soli. Il servizio di Emanuela Corsi. Bullizzano il compagno e la scuola li boccia. Una pena esemplare, quella deliberata dal Consiglio d'istituto della Salvatore Pugliatti di Furcisiculo, a seguito di gravi fatti avvenuti durante una gita scolastica che si è trasformata in un incubo per uno studente di 17 anni. Protagonisti di questa vicenda sono 3 ragazzi, un maggiorenne e 2 minorenni, che frequentano l'istituto tecnico del piccolo comune del Messinese. Durante il viaggio di fine anno in Campania avrebbero preso di mira un compagno, costringendolo a subire atti di bullismo e pesanti umiliazioni, riprese con i cellulari e finite su chat e Instagram. Sono stati i genitori del 17enne, una volta scoperta la vicenda, a presentare la denuncia ai carabinieri. La Procura dei minori di Napoli e la Procura di Salerno hanno aperto un'inchiesta, mentre la scuola ha già preso i suoi provvedimenti. I 3 studenti non sono stati ammessi agli scrutini. Noi continueremo a monitorare questa situazione, la famiglia ha interesse e ha tutto il diritto di costituirsi poi parte civile, perché si tratta di gravi atti di bullismo nei confronti di un ragazzo che ha trascorso un periodo che doveva essere certamente una gita di istruzione, quindi un periodo di spensieratezza, un periodo anche di allegria in un vero e proprio trauma per 4 lunghi giorni. Nella vicenda sarebbero coinvolti anche altri giovani che avrebbero ripreso e diffuso gli abusi. Adesso andiamo nel siracusano, il sindaco di Priolo Pippo Gianni non ci sta per i continui miasmi sempre più frequenti nella zona, così da primo cittadino ha scritto anche al Ministro dell'Ambiente, adesso chiede di fermare gli impianti del polo petrolchimico per capire da dove arrivano questi forti e nauseabondi odori di idrocarburi ultimamente appunto sempre più frequenti. Il servizio di Francesco Aloi. Basta puzza. Non poteva essere più diretto di così il sindaco di Priolo Gargallo, che dice basta ai continui miasmi delle raffinerie. La sua richiesta, fermare gli impianti per poi farli ripartire gradualmente, in modo da capire da dove arrivino i cattivi odori. Per capire qual è la motivazione per cui ogni giorno, ormai una costante, in questa città di Priolo ci sia una puzza così violenta da portare i bambini anche al vomito costante e continuo. Il sindaco ha messo tutto nero su bianco in una lettera indirizzata anche al Ministero dell'Ambiente. Abbiamo inviato una lettera di richiesta di intervento al Ministero dell'Ambiente, all'assessore regionale, al prefetto, per conoscenza al Presidente della Confindustria e per conoscenza alla Procura, chiedendo che siano fermati gli impianti. È una delle richieste. Tra Priolo, Melilli, Augusta e Siracusa la situazione sta diventando sempre più insostenibile, in quello che da molti viene definito il quadrilatero della morte. Chi abita nella zona è stanco di questa situazione. A testimoniarlo sono anche i tantissimi messaggi sotto al post pubblicato dal sindaco su Facebook, tanto che ci sarebbero gruppi di residenti pronti a scendere in piazza. Vogliamo sapere chi fa questa operazione di produrre un lezzo maleodorante e veramente ignobile e vergognoso. Tragedia nel Palermitano, un operaio della Forestale muore spegnendo un incendio boschivo a Borgetto. È stata aperta un'inchiesta per accertare le cause del decesso. Il servizio.
Primi roghi boschivi della stagione e subito una tragedia. Un operaio forestale di 61 anni, Alfonso Musso, è morto a Borgetto, nel Palermitano, durante le operazioni di spegnimento di un incendio in via Benvenuto Cellini. Il rogo, alimentato da sterpaglie secche, si stava propagando minacciando di raggiungere alcune abitazioni e per questo motivo erano intervenute le squadre d'emergenza. È a quel punto che sono entrati in azione gli operai del distaccamento forestale di Borgetto. Secondo le prime indagini, Musso si sarebbe accasciato al suolo durante l'intervento, forse per un malore provocato dalle esalazioni dei fumi sprigionati dall'incendio. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale civico di Partinico. Nonostante i tentativi dei medici per l'operaio, non c'è stato nulla da fare. La procura ha disposto il sequestro della salma. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Borgetto. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Roberto Davì e dall'amministrazione comunale. Musso lascia una moglie e 2 figli. Incidente stradale mortale la notte scorsa a Isola delle Femmine. La vittima è Gianluca Rubino, dipendente dell'AMAT di Palermo, che viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo. Adesso si indaga sulla dinamica, non si esclude un malore improvviso. Cambiamo argomento, si lavora ancora, sempre a proposito di incendi, su Montagna Grande per spegnere il grosso incendio che da ieri sta devastando il demanio della forestale. Nella notte i vigili del fuoco sono stati impegnati insieme alla protezione civile per proteggere le abitazioni e gli ovili che insistono appunto in questa parte di territorio. Il servizio di Laura Spanò. Sono ancora non quantificabili i danni del devastante incendio che da sabato sta distruggendo il demanio della forestale su Montagna Grande nel comune di Salemi. Si parla di centinaia di ettari di bosco andati in fumo tra Ardignotte e Polizzo in uno dei pochi polmoni verdi rimasti. Operai della forestale, vigili del fuoco e protezione civile non hanno mai smesso di lavorare per avere ragione delle fiamme che stamane hanno ripreso il loro cammino dal lato nord, mettendo in seria difficoltà quanti sono impegnati nell'opera di spegnimento. Ancora oggi in zona stanno operando 3 elicotteri della forestale e 3 Canadair. Viste le caratteristiche, non è escluso che possa trattarsi di un incendio doloso. Saranno le indagini di forestale e forze dell'ordine ad accertare eventuali responsabilità. L'incendio sabato era partito su 2 fronti fuori dal demanio. Nella notte le squadre della forestale hanno lavorato ininterrottamente, mentre 2 squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nella protezione delle abitazioni e degli ovili presenti nelle aree più vicine all'incendio. L'area più delicata rimane Ardigna, dove le fiamme hanno minacciato proprietà rurali e zone abitate. Per fortuna nessuna evacuazione fino ad ora. Dopo Licata anche Canicattì, nell'Agrigentino scende in piazza, i cittadini sono stanchi di avere i rubinetti a secco in casa. Al centro della protesta il regolamento ATI che riguarda le utenze delle zone periferiche non servite dalla rete idrica. Il servizio è di Davide Sardo. Ancora piazze piene nell'Agrigentino. Dopo Licata anche Canicattì scende in strada per chiedere acqua nelle case. Una protesta forte e sentita. Centinaia di persone si sono radunate nella villa comunale del Viale della Vittoria. Qui cittadini e famiglie hanno denunciato i disagi quotidiani legati alla carenza idrica. La manifestazione è stata promossa dal Comitato Civico Acqua Bene Comune. Legalità. Incomincia dal prefetto, dalle istituzioni. Il primo è il sindaco, che sta facendo gli interessi dei privati e non gli interessi dei cittadini. Al centro del confronto il regolamento approvato dall'ATI, un provvedimento che impone alle abitazioni delle zone periferiche non servite da rete idrica e fognaria la stipula di un contratto con AICA, la società che gestisce il servizio. In assoluto dispregio di questa città come di altre città, vedasi Licata, vedasi Giavanusa, vedasi Agrigento, non sono più rappresentative ATI e AICA, le governanze, non sono più rappresentative e non hanno titolo per garantire un servizio istituzionale, l'incolumità, la salute, hanno fallito purtroppo finanziariamente, produttivamente, economicamente. Nel sit-in si è parlato anche delle autobotti AICA richieste come unica alternativa possibile. La protesta ora potrebbe continuare.
E sempre ad Agrigento, in città, la spiaggia resta esclusa dai nuovi fondi regionali per la riqualificazione appunto delle zone di arenile libero. Dopo il mancato accesso ai contributi per la Polizia dei Litorali arriva un altro stop. Intanto sulle spiagge si registrano cumuli di rifiuti e cresce la polemica. Il servizio. Agrigento perde ancora terreno. Dopo aver mancato i fondi regionali per la Polizia dei Litorali, la città dei Templi resta fuori anche dal nuovo piano della Regione per la riqualificazione delle spiagge libere, un doppio passo falso che accende le polemiche alla vigilia dell'estate. Le immagini mostrano accumuli di rifiuti e tratti di costa segnati dall'incuria, una situazione che continua a far discutere mentre altri comuni siciliani ottengono risorse per migliorare l'accoglienza e i servizi ai bagnanti. Nelle scorse settimane il comune di Agrigento non aveva partecipato con successo al bando regionale per la pulizia delle spiagge, una scelta motivata con la complessità delle procedure, ma che aveva già sollevato critiche da parte di cittadini e opposizioni. Adesso arriva una nuova occasione mancata. La Regione siciliana ha stanziato 5 milioni di euro per realizzare docce, passerelle, aree gioco, servizi igienici e postazioni di salvataggio sulle spiagge libere. Sono 81 i comuni finanziati, tra questi anche Licata, Porto Empedocle, Realmonte e Menfi. Agrigento invece non compare nell'elenco, un'assenza che pesa e che riporta al centro il tema dell'efficienza amministrativa e della valorizzazione del litorale agrigentino. E adesso cambiamo argomento, ci spostiamo a Marina di Ragusa per raccontarvi la 17ª edizione di A Tutto Volume Libri in Festa a Ragusa. In questa occasione il cantautore Pacifico ha portato in scena in Prima Nazionale uno spettacolo dedicato a Ornella Vanoni, si intitola Diario sentimentale di una donna libera, un viaggio tra musica e parole. Il servizio di Veronica Barbarino. Si fa così, questo cioccolato che non mangiarli sarebbe un peccato. Pacifico in Prima Nazionale racconta Ornella Vanoni a Marina di Ragusa. Per la 17ª edizione di A Tutto Volume Libri in Festa a Ragusa, l'autore, cantautore e amico di lunga data di Ornella Vanoni ha accompagnato gli spettatori in un viaggio fatto di aneddoti, ricordi personali e momenti di autentica ironia. Ci si era portato dietro un amico, magro, nervoso, stortignaccolo, nasone, più discreto. Sembrava capitato lì per caso, in realtà era un gigante. Il suo spettacolo, Diario sentimentale di una donna libera, ha conquistato il pubblico. Sul palco è emersa l'Ornella privata, che in famiglia veniva chiamata semplicemente Ornellina, una ragazza curiosa e inquieta, molto lontana dall'immagine pubblica della diva. Poi la trasformazione nell'icona della canzone italiana, infine il ritorno all'essenza più autentica, una donna capace di prendersi poco sul serio, brillante e vicina alla gente. Tra un racconto e l'altro, le canzoni più amate del repertorio della Vanoni hanno trasformato la serata in un omaggio elegante e partecipato, che ha saputo fondere letteratura, musica e memoria. E adesso il cinema e il fascino delle olie insieme per il Mare Festival di Salina, che ricorda Massimo Troisi, che si conferma uno degli appuntamenti culturali più significativi dell'estate siciliana. Tra i premiati anche le donne del cinema, Aurora Quattrocchi e Chiara Francini. Le incontrate per noi Eva Spampinato. Non solo memoria, ma anche talento, carattere e storie di donne che hanno lasciato il segno sul grande schermo. A Salina il cinema italiano si racconta attraverso interpreti capaci di attraversare generi, epoche e linguaggi diversi. Io ti ho visto in Gioia mia, sei fantastica, film è bellissimo. Tra queste Aurora Quattrocchi, volto simbolo del cinema siciliano, neo vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista e premiata anche al Mare Festival. Certo, il Davide è importante, ma il premio Massimo Troisi per me è proprio che uno si fa tanta. Tra l'altro l'occasione del premio Massimo Troisi qui a Salina ti porta ad essere seduta allo stesso tavolo con Marco Risi. Ma questo è Massimo Troisi, perché poi in effetti io ci credo sopra ogni cosa. Regista di Meris per sempre che tu hai interpretato. Certo, sembra veramente che ci siano dei fili. Hai esordito con Marco Risi, Meri per sempre. 40 anni!
Ti rendi conto? Io non avevo fatto mai provini, non me ne interessava niente, non ne facevo cinema, non mi passava manco per l'anticamera. Poi lui mi vide e mi disse subito: va bene, per me va bene, la mamma di me. Disse: ma come ci fa? Cioè, io sono rimasta... E da lì è nato tutto. E da lì è nato tutto. Tra i premiati di quest'anno anche Chiara Francini, attrice e scrittrice che ha saputo conquistare pubblico e critica passando con naturalezza dalla commedia ai ruoli più intensi. Io credo che il cinema, come i libri, come lo spettacolo, siano degli affreschi. Un affresco lo si guarda, ma di fronte ad un affresco si deve anche necessariamente riflettere, anche quando è un affresco divertente. E quindi credo che il cinema, anche quando è intrattenimento, come ci insegnano i grandi maestri e i grandi artisti come Troisi, debbano anche, tramite la risata, non dare delle risposte, ma magari farci fare le domande giuste. E dopo le donne del cinema noi ci fermiamo per una piccola pausa, rientreremo subito dopo per parlare di calcio, parleremo di Palermo e di Catania. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, partiamo con il Palermo che lavora a fari spenti su alcune trattative di mercato, tra cui quella per un difensore del Como, si chiama Cassandro, per il centrocampo invece idea Romano di proprietà della Roma, per Brunori invece c'è la fila di pretendenti, il servizio di Marco Gullà. L'inizio del ritiro è ancora lontano, ma il direttore sportivo rosanero Carlo Osti vuole consegnare a Pippo Inzaghi una squadra già quasi pronta. Ecco perché si lavora a fari spenti su alcune trattative che potrebbero già essere definite nei prossimi giorni. La prima è quella per Tommaso Cassandro del Como. Il nodo è il prezzo. Il club lariano chiede 3 milioni di euro. Il Palermo però vorrebbe limare la cifra. Inzaghi ha però dato il suo placet all'acquisto del calciatore che già conosce molto bene la categoria, avendo indossato per 2 stagioni la maglia del Catanzaro. Tra i profili finiti sotto osservazione della dirigenza rosanero c'è anche quello di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006, rientrato alla Roma dopo l'esperienza in prestito allo Spezia, sul quale è forte l'interesse di Torino e Bologna e ha una valutazione che si aggira fra i 7 e gli 8 milioni di euro. A centrocampo rimane viva la pista Marius Marin, svincolato, e Simone Trimboli del Mantova. Reparto offensivo, resta da monitorare la situazione in merito all'Edouard Ron. La sua permanenza non può essere considerato una certezza. Il DS Osti valuta come alternativa Stefano Moreo, apprezzato per la sua duttilità e conoscenza delle richieste del tecnico. Jonsen invece viene considerato una certezza per il futuro del Palermo e sarà un punto fermo nella prossima stagione. Per Brunori invece c'è la fila. Oltre a Sampdoria e Modena, l'attaccante interessa anche alla neopromossa Vicenza. Adesso andiamo in casa Catania dove si ragiona per i nomi da mettere in panchina per la prossima stagione, che il tecnico sia Fabio Caserta ancora il nome favorito o De Giorgi. Il Catania vuole costruire certamente un asse vincente anche con il DS, entrambi hanno lavorato appunto con il nuovo direttore Fortunato Varrà. Il servizio di Marco Carli. Il Catania riparte dall'asse forte DS e allenatore. Questa è l'intenzione, che ha già un primo protagonista, Varrà, da tempo operativo, si attende l'ufficializzazione. Il secondo, l'allenatore, arriverà. Il ruolo vede un favorito, Caserta, e un secondo candidato, De Giorgio. Sarebbero in ribasso le figure di Tomei e Diana. Comunque sia, dunque, si torna al punto di partenza. L'asse forte, direttore sportivo e tecnico, indispensabile per fare bene. Che sia Varrà Caserta o Varrà De Giorgio, stiamo parlando di binomi già rodati, il primo nell'esperienza beneventana, il secondo a Potenza. La scelta dipende dal progetto da sposare. In questo il Catania ha cambiato regime per farla semplice, impostando i contratti su una parte variabile, diciamo premiale, che ha un peso maggiormente significativo rispetto al passato. In sintesi, sposi il progetto per portarlo alla vittoria ed essere premiato o confermato. Caserta, che avrebbe chiesto un numero comunque importante di giocatori nuovi, era e resta il prescelto. De Giorgio, che crescerebbe di livello da una C con obiettivi moderati ad una C a vincere, ha comunque tanti estimatori. I tempi si entrano nella settimana decisiva, anche se per gli equilibri dei vari campionati e anche delle scelte, il responso del 16, con le iscrizioni che tireranno una linea al netto dei ricorsi, potrà far rivedere i progetti di alcune società. Ma un dato è pressoché certo: il peso dell'asse DS allenatore, che a Catania potrebbe fare la differenza. Questa è l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale che finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Dunque, grazie per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.